Ok, buongiorno. Tutto bene con voi? Sì. E questi ragazzi qua, buongiorno. Ah, tutto ok? Com'è andata la settimana? Bene, siete contenti? Dovete arrivare a casa con la stessa disposizione, alzarvi presto, che la mamma possa seguire lo stesso impeto vostro, amém? Ok, che bello vedervi qua, ragazzi, stare qua davanti e lodare il nostro Dio. Quanta gioia per noi questo culto di celebrazione e ascoltare le testimonianze è stupendo. Soprattutto quando loro dicono, pastore, che fatica, che impegno, siamo stanchi. E è bello, l'opera di Dio si fa con fatica. E non è semplice l'opera di Dio, perciò che sono per pochi quelli che vivono questa grandezza dell'opera del Signore, perché tanta gente quando c'è la fatica molla e perde di vedere le grandi cose che il Signore ha fatto. Questo campeggio è storico, è prezioso, è vedere quello che Dio sta facendo con noi. E oggi stiamo qua per celebrare, nella coincidenza di Dio, la seconda domenica dei giovani, proprio dopo che finisce il campeggio. E siamo qua oggi per celebrare con gioia, com alegria e ringraziare a Dio per quello che Lui ha fatto, per i miracoli che ha fatto questa settimana e sta facendo con la sua Chiesa. E è prezioso vedere la Chiesa qua oggi vivendo questa esperienza insieme ai giovani. Le persone sempre mi dicono, pastore, i giovani è la Chiesa di futuro. Io dico, no, i giovani già è la Chiesa di oggi. Amém? Amém, giovani? Ok, va bene, preghiamo. Possiamo in questo momento ringraziare il nostro Dio. Chiude i tuoi occhi e ringrazia. Se tu stai vedendo un giovane qua, già vedi lui e ringrazia per la vita di questi ragazzi, preadolescenti, adolescenti, giovani che hanno vissuto questa grande esperienza. Nostro Padre, quanto è prezioso vedere quello che tu fai. Viviamo in un mondo, Padre, di combattimento. È spirituale, ma dobbiamo essere pronti e preparati a resistere. Pronti e preparati a continuare a combattere, pronti e preparati a vedere che la vittoria è una promessa tua. E se la vittoria è una promessa tua, Padre, perché stiamo in una battaglia per conquistare. E ti ringraziamo per tante anime che sono state conquistate questa settimana. Grazie, oh Padre, la tua Chiesa, l'appoggio, l'impegno, grazie. Grazie, oh Padre, per quello che tu hai fatto con tutte le persone che stavano lì lavorando con impegno, con fatica. E ti ringraziamo. Grazie, oh Padre, perché nell'eternità noi vedremo dei frutti spirituali. E perciò che c'è tanta gioia nel nostro cuore. E stiamo adesso, Padre, iniziando questo culto. Vogliamo offrirti questo culto a te. Vogliamo, Padre, iniziare questo culto, Padre, con gioia e con allegria. E gioire, oh Padre, per le grandi cose che tu hai fatto nella nostra vita e continua a fare. Benedici, oh Padre, questo culto, la tua presenza. E che lo Spirito Santo possa, Padre, rivelare nei nostri cuori tutti i tuoi sogni, tutti i tuoi progetti. E che lo Spirito Santo, Padre, possa trovare spazio e cambiare la nostra vita e essere più simili a te. Grazie, oh Padre. Grazie perché questo momento è tuo. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Tu che sei a casa oggi, che tu possa vivere anche questa bella esperienza con i nostri ragazzi, con questo culto. Amém? Possiamo stare in piedi? Já hai dato un abbraccio nella persona al tuo fianco? Já hai dato una parola di benedizione? Já hai fatto una sfida dicendo lodiamo il nostro Dio perché il nostro Dio è grande? Possiamo iniziare questo culto con gioia e con allegria e celebriamo a Lui. Amém. Buongiorno. Buongiorno. Che benedizione, che gioia lodare e adorare il Signore dopo un campeggio bellissimo. Possiamo cantare adesso? Possiamo cantare? Possiamo lodare il Signore adesso? Amém. Cantiamo con gioia. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare,
alzo un alleluia davanti ai miei nemici. In alzo un alleluia sopra l'incredulità, sopra l'incredulità. In alzo un alleluia, mi armo di una melodia. In alzo un alleluia. Il cielo loda già per te. Io canterò In mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è. Innalzo un alleluia. Il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, l'armo di una melodia, cantalo più forte. il cielo loda già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re. Io canterò In mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. la morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia, 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 alleluia, innalzo un 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 alleluia. Alleluia, Signore, alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Questo campeggio in questa settimana abbiamo imparato tante canzoni, ma questa e un'altra che dopo faremo sono due di quelle che hanno diventato la nostra bandiera in questa settimana. E adesso faremo questo canto bellissimo. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio. Dio è nostro rifugio. Dio è nostra fortezza. Dio è tutto che noi abbiamo bisogno. E adesso
possiamo cantare di cuore, lodare al Signore dicendo: se nel mar io affondo, la tua mano su mi riporta, per respirare mi fa camminare sopra le acque, sopra le acque. Cantiamo. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio. Alleluia! Se nel mar io affondo, la tua mano su mi porta, per respirare mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, mio Signore, il mio Salvatore. mio Salvatore. Se il sole tramonta, se il sole tramonta e viene la notte, tu sei, alleluia, La mia guida, se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mar io affondo, la tua mano su mi porta, per respirare mi fa camminare sopra le acque. alleluia. Tu sei il Dio, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, Mio Signore, il mio Salvatore. alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alza la tua voce, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Se nel mar io affondo, Tua mano su mi riporta, per respirare mi fa camminare sopra le acque, sopra acque. Tu sei il Dio, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza.
Santo sia il tuo nome, Signore. Alleluia! Alleluia! Possiamo pregare adesso? Non so cosa succede nella tua vita, non so per cosa stai passando adesso, ma io conosco un Dio che mi fa camminare sopra le acque, un Dio che può fare tante cose. Adesso è il momento di pregare, possiamo chiudere i nostri occhi, consegnare al Signore i nostri problemi, difficoltà, ansietà. Consegna al Signore adesso, è un momento di preghiera. Abbiamo appena cantato: se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il nostro Dio, tu sei la nostra rocca, la nostra fortezza, nostro Salvatore, nostro Signore. Consegna adesso a Dio, consegna tutto al Signore. Signore, ti ringrazio per questo giorno, voglio ringraziarti per la possibilità che ci hai dato di essere qui oggi, Padre. Ti ringrazio per la vita di ogni persona qui presente, Signore. Ti chiedo che ogni difficoltà che stiamo affrontando, Padre, che possiamo metterle sul tavolo, darle a te e che tu possa gestirle, che niente possa dipendere da noi, che possa dipendere tutto da te, Padre, che possa essere tutto secondo la tua volontà, Signore, perché sappiamo che tutti i tuoi piani sono buoni per noi e che tu hai delle vie molto più alte di quello che noi possiamo immaginare per le nostre vite, Padre. So che in qualsiasi modo andranno le nostre vite sarà il meglio per noi, Padre. Io ti chiedo che ogni persona qui oggi che ti ami possa trovarti, che possa sentirti e possa sentire la loro guida, la tua guida nelle loro vite, Padre. Ti chiedo di benedire la vita di ognuno qui, perché ognuno qui è prezioso, Padre. Ti chiedo che possano realizzarlo, chi non l'ha ancora realizzato, Padre, che possano sentirsi davvero importanti, perché lo sono, Signore, ed è questo che tu dici di noi in ogni momento, Padre. Ti ringrazio, Signore. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me.
con me? Chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, Tu vinci per me le mie battaglie. alleluia. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Te Dio, in te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché cantiamo Chiesa, tu sei la forza, tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Alleluia. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio. Alleluia. Alleluia. Facciamo come abbiamo fatto là nel campeggio. Le donne. Proprio quando sono qui con te, Le donne. tu vinci per me le mie battaglie. Alleluia. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. Attenzione uomini. Andiamo. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna. Alleluia. Insieme Chiesa, cantiamo, tu sei la forza nella debolezza, sei
sei la forza. Alleluia. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Sei mio Dio, tu sei mio Dio, non dubito. L'ultima volta, tu sei mio Dio, non dubito. Ok, potete accomodarvi. Proverò a non piangere, ok? Prometto. Come possiamo definire questo campeggio? Io penso che la parola migliore, la frase migliore è il campeggio dei miracoli, ok? Perché già cominciando dall'organizzazione di questo campeggio, abbiamo organizzato questo campeggio in un mese, ok? Abbiamo trovato delle difficoltà enormi veramente, e posso dire che fin dall'inizio abbiamo sentito che la mano di Dio stava facendo delle cose. Prima di ogni altra cosa, il cibo. La Chiesa ha appoggiato questo campeggio in un modo tale che praticamente tutto quello che c'era bisogno era là, perché la Chiesa ha donato. E nell'organizzazione io non posso fare a meno di chiamare i miei collaboratori più stretti, per favore, Rubens, Pastore Marcello, le cuciniere, per favore. Giorgia, dov'è Giorgia? Giorgia. Questa ragazza qua davanti ci ha fatto passare tanti mal di testa. E dove sono i collaboratori dei ragazzi? Capocamera, venite qua. Forza, Vittoria, Emanuele. Io penso, ovviamente tutto questo staff ha lavorato come una squadra, ok? Ma questi 4 ragazzi qua, per loro non sono state vacanze, Per loro c'erano i ragazzi anche di notte mentre noi dormivamo. Perciò l'ultimo giorno li ho visti con gli occhi che sembravano 4 civette, mi ha detto: pastore, siamo arrivati alla fine, gloria a Dio. E questo staff ha lavorato veramente tantissimo. Io ringrazio tutto lo staff, veramente che il Signore vi benedica. Dov'è Marta? Ah, non c'è Marta stamattina, ok. La nostra capocuoca, ok, la nostra capocuoca. E Nilsa. Ok, qualche miracolo che è successo, va bene? Adesso vi raccontiamo un pochino. Il primo miracolo che è successo, ascoltatemi bene, genitori, per favore, è vedere i nostri ragazzi usare il telefono 1 ora al giorno, va bene? Questo è stato un grande, neanche, ok? E vedere questi ragazzi che all'inizio sembravano un po' spaesati senza questo benedetto attrezzo che si chiama cellulare, cominciare a fare delle amicizie, stendere proprio delle relazioni sane, veramente come si dice in gergo. Questo è stato il primo grande miracolo che abbiamo visto. Fino a giovedì noi abbiamo continuato a predicare la parola di Dio, io, il pastore Marcello, il pastore Caio, Rubens, no? E fino a giovedì sembrava che ci fosse un'atmosfera statica. Eccola là, Marta, yeah! Questa ragazza, la nostra magretta, ci ha fatto mangiare tutti, ok?
Ok, fino a giovedì non abbiamo visto grandi cose succedere. Poi giovedì mattina il Signore ha dato una svolta al campeggio. Ossia, noi facevamo circa a volte 2, a volte 3 culti al giorno. E all'inizio pensavamo, Signore, ma anche 3 culti al giorno, però quello che il Signore è stato chiaro con noi, voi dovete predicare la parola di Dio, stare con questi ragazzi e seminare, perché ricordatevi, no? Il nome del nostro campeggio è Radical Camp, ossia mettere radici. Okay? Giovedì noi predicatori compresi eravamo tutti con la faccia per terra, piangendo, ragazzi, ecco, lo sapevo. Perché lo Spirito Santo ha fatto un'opera. E dopo che i ragazzi hanno vissuto questo forte ravvedimento, è venuta la gioia, no? E fino a sabato ogni tanto i ragazzi venivano da noi e dicevano: pastore, io non voglio più andare avanti col mio stile di vita di prima, voglio mollare tutto, voglio servire il Signore. Ho detto: gloria a Dio per questo. Venerdì notte vi racconto solo poche cose, ma ci sono tante le cose da raccontare. Venerdì notte dovevamo fare il falò, ok? E fare il momento di consacrazione delle vite dei ragazzi, comprese anche le nostre come predicatori, no? Tutti abbiamo fatto questa consacrazione. Pastore Marcello, dov'è qua? Ah, questo qua. Pastore Marcello ha detto: andiamo a accendere il fuoco. Pastore Marcello, piove, andiamo a accendere il fuoco. E sotto la pioggia lui ha acceso il fuoco. Quando lui è tornato ho detto: no, vado a alimentare il fuoco. Lui è tornato, io sono stato fuori per circa 40 minuti, sempre pioveva e io buttando legna sul fuoco. La cosa impressionante è che quando questi ragazzi sono usciti dalla struttura, la pioggia è smessa, sono arrivati là, abbiamo fatto il nostro culto, abbiamo fatto consacrazione, tra parentesi. Abbiamo avuto un ragazzo musulmano che ha dato la sua vita al Signore, ok? Gloria a Dio per questo. Impressionante, siamo arrivati là, ha smesso di piovere, quando siamo tornati dentro ha ricominciato a piovere. Ho detto: Signore, questa è fede, ok? Perché abbiamo fatto al di là delle circostanze e tu ci hai benedetto. E poi siamo tornati qua. C'è un altro miracolo che ancora deve succedere, ok? Campeggio dei miracoli non deve rimanere una settimana, noi dobbiamo alimentare questo fuoco. Una parola ai genitori, ok? Noi continueremo a lavorare, ogni sabato faremo i culti, questo sabato ricominceranno i nostri culti giovanili con adolescenti, preadolescenti, giovani più. Genitori, fate l'impossibile per portare i vostri ragazzi, ok? Perché non può essere che noi non vogliamo che sia un fuoco di paglia. Tu sai com'è il fuoco di paglia, né? Vum! E poi si spegne subito. Vogliamo che sia un fuoco che si alimenti per tutto l'anno. Ossia, Radical Camp 2023 sarebbe una grande gioia che tutti questi ragazzi partecipassero con una maturità molto più grande, perché abbiamo alimentato tutto ciò che bisognava alimentare. Ancora una volta grazie per tutta la vostra collaborazione, che il Signore vi benedica e preghiamo perché questi ragazzi possano essere, come ha detto il pastore Caio, la Chiesa di oggi. Avete visto, no? Una lode, tutti i ragazzi, anche Rubens, ok? Per questa volta te lo concedo. Ok, perfetto, anche io. Preghiamo e ringraziamo Dio per tutto quello che Lui ha fatto. Pastore Marcello, puoi pregare per noi? Dio, io ti ringrazio per questo momento tan prezioso, Dio. Io ti chiedo, Dio, perché questo fuoco non possa si spegnere nel cuore di questi ragazzi, neanche di questa chiesa, Dio. Io ti chiedo perché il tuo Spirito Santo possa essere qua con noi. Il Signore possa fare
che noi siamo pieni del tuo Spirito Santo ogni giorno, Dio. Io ti ringrazio per ogni vita che è stata disponibile per servire in questo campeggio, Dio. E ti ringrazio anche per i genitori che hanno portato i suoi figli a questo campeggio e anche ai ragazzi che sono lì. E grazie perché la tua parola è stata predicata e loro hanno capito quello che tu volevi, Dio. Ti ringrazio per tutto questo momento di gioia e che da oggi e dopo possiamo essere diversi e il nostro cuore possa essere cambiato. Grazie per questo momento in nome di Gesù. Amen. Un applauso per questi ragazzi. Ok, chiamo quei ragazzi che vogliono dare testimonianza. Gabriel, mi hai fatto una promessa, Federico, Beatrice, per favore, noi possiamo sederci, potete sedervi, grazie ancora, e lascio a voi il segno del potere. Chi comincia? Chi comincia? Con quel ciuffo lì non puoi cominciare tu. Va bene. Allora, sto qua. Ecco. Allora, per cominciare, quando ero partito per il campeggio, mi aspettavo di, insomma, divertirmi come gli altri campeggi in cui ero andato, ma questo qua è stato molto importante. Ero uno dei più piccoli, perciò pensavo di essere tipo quello escluso che sta più in parte, però sono riuscito a coinvolgermi con gli altri. A parte il divertimento, che ce n'è stato tanto, ci siamo divertiti tanto, io ho avuto anche l'opportunità di piastrarmi i capelli. Ecco, a parte questo, Dio ha lavorato tanto nella mia parte spirituale, ha lavorato tanto dentro il mio cuore. E infatti, il giovedì mattina, che il pastore stava dicendo, io ho sentito lo Spirito Santo che è sceso su di me. E spero che lo Spirito Santo spero che lo Spirito Santo abbia lavorato nel cuore di ognuno di noi. E per chi conosce qualche giovane che ha bisogno di conoscere più Dio, vi invito a, insomma, invitarli a questo campeggio, perché ne vale proprio la pena. E dopo questo veramente ho voglia di cercare Dio. Voglio essere più perseverante nella sua parola. E insomma, ne valsa proprio la pena. E Dio ha veramente lavorato nel mio cuore. E avevo anche preparato un versetto da dire, perché insomma, per lavorare il cuore dei giovani,
e che si trova in Isaia 40 dal 30 al 31, che l'abbiamo anche letto nel campeggio. Allora, i giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. I giovani sono veramente la nuova generazione, perciò io voglio che, insomma, il loro cuore sia lavorato dal Signore, che, insomma, perché questa nuova generazione sia prospera e molto più vicina al Signore. Credo che al contrario di tanti giovani qui, questa è la mia prima volta al campeggio con la Chiesa Agape e i giovani di questa chiesa. Io ho già fatto un campeggio quando ero ancora in un'altra chiesa, però non era niente come è stato questo. Non so se tutti lo sanno, però io poco tempo fa mi sono battezzata e proprio il giorno dopo ho iniziato questo campeggio e credo che sia stata la migliore decisione che abbia potuto prendere, perché ho potuto rimanere nella presenza di Dio e stare e lodare il Signore e conoscerlo meglio durante questo tempo, e non credo che avrei potuto farlo nello stesso modo se fossi stata da sola. Siccome insomma ha già detto, è stata un'esperienza molto molto divertente e ho potuto conoscere meglio tanti dei giovani della Chiesa che insomma ci vedevamo, però insomma vivendo insieme per quei pochi giorni sono riuscita a parlare più con tutti che ho riuscito vedendoci una volta di sabato o di domenica. Ma oltre quello sono riuscita a sentire veramente la parola del Signore nel mio cuore e stare nella presenza di Dio per molto tempo. Credo che specialmente quel giovedì mattina, dove credo che tutti abbiamo potuto sentire veramente lo Spirito Santo che girava attorno di noi, è stata un'esperienza indimenticabile. Di solito insomma non sono una persona che piange e tipo si esprime così liberamente, però quella mattina io non avevo forza sulle mie emozioni, su come mi sentivo, e vorrei ringraziare veramente tutti che l'hanno reso possibile. Sì, grazie. Buongiorno Chiesa. Buongiorno. Per chi non mi conosce, mi chiamo Federico. Frequento questa chiesa fin da quando ero piccolo e ho fatto tanti campeggi e posso dire che questo campeggio è uno di quelli che mi ha migliorato la mia vita spirituale e mi ha cambiato. E voglio anche aggiungere che avevo parlato con alcune persone in questo campeggio e che mi hanno aiutato anche nella mia situazione, perché prima di iniziare il campeggio non venivo spesso qua in chiesa e
non leggevo tanto la Bibbia. E invece in questa settimana che abbiamo passato abbiamo lodato Dio come non avevamo mai fatto, e anche siamo stati molto uniti, e non so cosa, se era lo Spirito Santo o era qualcos'altro, però ha molto influito su di me, e come hanno detto gli altri, quel giovedì mattina tutti hanno avuto qualcosa dentro di loro che li ha fatto esprimere tutti i loro sentimenti. E volevo dire anche che è strano parlare, io non ho mai parlato a tutta la Chiesa e quindi è un po', come dire, strano, perché parlo di solito solo ai giovani e non ho mai parlato anche agli adulti. E quindi volevo solo dire che è stato bello, e spero che in passato ci saranno più campeggi e più in futuro, scusate, ci saranno più campeggi e anche più esperienze, e volevo anche pregare tutti assieme, se si può. Okay. Possiamo chiudere gli occhi. Grazie Signore che ci hai dato questa settimana a tutti noi giovani, anche ai collaboratori e a tutte le persone che hanno creato questo campeggio e hanno aiutato i giovani. Benedici anche i genitori che hanno permesso questo a tutti noi. Benedici tutti noi che stiamo bene, che abbiamo passato una buona settimana, che passeremo anche un buon periodo, e che non succeda niente che vada male, perché sappiamo tutti che tu sei con noi in ogni momento, anche quando pensiamo che non ci sei, tu ci sei a sopportarci, e che possiamo anche passare un buon anno, e che possiamo continuare anche a stare insieme e a pregare e lodare te, Signore. Benedici tutti noi e tutte le nostre famiglie. Amen. Potete abbracciare loro quando loro rientrano a casa, ok? Bellissimo, no? Siete felici? Siamo felici? Amen, Chiesa? Wow! Ragazzi, una bella notizia per voi. Parlando adesso con il pastore Sandro e con Rubens, il pastor Marcelo lá dentro non sa niente, ma adesso saprà. Tra Capodanno e Natale, tra Natale e Capodanno faremo un nuovo campeggio. Ok. Io non so se i genitori sono d'accordo. Sì, ok. Sono d'accordo, va bene. Ok, tra Natale e Capodanno? Ok, va bene, ottimo. Ah? Che bello, ragazzi, siamo contenti. Adesso, che cosa devo predicare? Ho preparato un messaggio di 50 minuti qua, ok? Faremo in 5. Carissimi. Interessante la predica di oggi, l'argomento era trasformando il nostro lamento in gratitudine. E quando è iniziato tutta questa storia del campeggio, abbiamo vissuto dei momenti difficili, veramente molto difficili. Io e il pastore Sandro cominciamo a pensare, e adesso? Perché era per aria tutto. E mancando 30 giorni. Era per aria tutto, e adesso? E noi dobbiamo trasformare o lamento in gratitudine, ossia, basta di lamentarsi per questo adesso e cominciare a pianificare e pensare che cosa Dio vuole fare.
E non è stato miracolo. E Dio ha fatto, tutto appartiene al Signore. E a Lui è tutto l'onore e tutta la gloria. Salmo numero 34, versetti 8 e 9. Provate e vedrete quanto il Signore è. Sì. Beato l'uomo. Che cosa dice dopo? Che confida nell'uomo. Che confida in Lui, che confida in Lui. Temete il Signore, ó voi che li siete consacrati al Signore. Poiché nulla viene a mancare a quello che lo temono. Quando noi conosciamo veramente il Signore, noi cominciamo a percepire che tutte le cose che succedono collaborano per il bene a quelli che amano il Signore. Ossia, tutte le cose che stanno succedendo è perché c'è il Signore che sta permettendo e è Lui che è sovrano. Nós stiamo perdendo questa sovranità di Dio nella nostra storia. Ci sono delle caratteristiche che noi stiamo perdendo di celebrare il Signore e la gratitudine è stupenda, perché nonostante le difficoltà, io vedo ancora il Signore. Parlando com il responsabile del campo, loro mi diceva, pastor, ma che combattimento, che lotta, che guerra. Ma c'è qualche vittoria senza combattimento, senza guerra? C'è qualche grande allegria senza passare per i momenti difficili? Non c'è. E tante volte noi cantiamo a Dio o nosso rifúgio, ma per essere rifúgio devo passare pela tempesta. Dio la mia sicurezza, ma per sentire Dio la mia sicurezza devo passare per i momenti che sono insicuro. È Dio sovrano in questo campeggio, ma devo passare e dire, Signore, è a te che appartiene tutti questi ragazzi. Sei tu, Signore, di questa storia. Perciò quando noi vediamo che o nosso lamento comincia a avere sopravvento, è perché noi stiamo avendo fiducia in noi stessi, o negli uomini. Quando noi cominciamo a inserire la sicurezza, la fiducia negli uomini, noi cominciamo a lamentar-se, perché noi stiamo perdendo la grandezza do Signore, ma quando noi transferiamo la fiducia, la sicurezza, la consacrazione solo al Signore, io sono grato per tutte le cose che succedono. C'è qualcuno qua che ha detto che Dio non ti abbandona mai. Tu credi in questo? Quando c'era quella pioggia, pastore Marcelo, tu credeva che Dio non ti abbandonava mai? Quando c'era aquele momento difficile, pastore Sander Rubens, voi credete in quello che Dio non ti abbandona mai? Quando ci sono dei momenti che sembra impossibile, è quel momento che eu devo aggrapparmi a questo Dio che non ti abbandona mai. È lì che entra la gratitudine di Dio, vuole vedere il mio cuore grato. Il popolo di Israele camminava per 40 anni in un deserto con lamenti, lamenti e lamenti. Quando loro hanno imparato la gratitudine, loro hanno visto le promesse del Signore. Noi tante volte stiamo camminando per questa terra per 10, 20 anni con lamenti, lamenti, lamenti e non vediamo le grandi cose che il Signore sta preparando per noi. Io só posso vedere le promesse del Signore quando la gratitudine esiste nel mio cuore. Numeri 11:1. Ora o popolo cominciò a mormorar in modo irreverente alle orecchie del Signore, come il Signore li udì, la sua ira si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità del perché loro si lamentavano. Numero 11, 4 e 5. Qua devo usare l'occhiale perché sono 3 parole bellissime qua. La cozzaglia e la gente raccolitizia che era entrar o popolo fu presa di concupiscenza e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e dire chi ti darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavano in Egitto e a volontà, dei cocomeri, delle meloni, dei porri, dei cipolle. Loro si lamentavano anche avevano nostalgia di cipolla di alho. Ossia, il lamento mi porta a vedere il passato con nostalgia e dimenticare che Dio mi ha messo oggi per vedere il futuro e il lamento mi toglie la fede. Io só posso preparare un falò, un fuoco in mezzo alla pioggia, perché se eu ce l'ho, soltanto se ho la fede nel Signore. Eu não posso preparar um falò com um fogo no mezzo alla pioggia se eu comincio a lamentar-me. Perché não. E eu vado, e eu credo, eu ce l'ho la fede nel Signore. E le difficoltà che noi abbiamo è per continuare a credere, non è per mollare, non è per abbandonare la chiamata del Signore. Perciò la sicurezza del Signore eu só posso vedere se c'è la gratitudine. Quando eu sono grato, eu estou guardando avanti. Quando eu sono grato, eu vedo o Signore dappertutto. Quando eu sono grato, não importa le circostanze della vita, eu continuo a seguire il Signore. In Giovanni 15:2 dice,
ogni traucio che dà frutto, che cosa fa il Signore? Che cosa fa il Signore? Lo pota, affinché dia di più. Tu já hai sentito tanti dolori nella tua vita, in situazioni della tua storia? Oggi qua un regalo per noi vedere Furio, dopo quanti mesi? Furio 3 mesi, 2 mesi? Dolore, está ancora com dolore. Quanti dolori abbiamo vissuto nella nostra vita, ma è il Signore che sta cambiando la nostra storia. E potare una pianta provoca dolore. E se tu já hai visto, ci sono delle piante che piangono. Ma nel momento che io riconosco che è il Signore che mi sta trasformando, mi portando a essere più simile a Cristo, io posso sentire che questa porta è per il mio bene. La gratitudine mi fa vedere avanti, la mia gratitudine mi fa lamentare. Perciò che Mosè, prima di portare il popolo in quello deserto, è stato vissuto in 40 anni in un deserto e 40 anni in un palazzo, perché era una preparazione. Giuseppe, prima di diventare il grande Giuseppe, è stato schiavo, messo in prigione. Giosuè, prima di conquistare delle grandi cose, è stato sconfitto a Ai. Paulo perseguitava i cristiani. Giobbe, tanta sofferenza, dopo ha visto il Signore come lui era. Perciò tante volte le difficoltà e problemi che abbiamo nella nostra vita è per essere grato, perché Dio está preparando qualcosa per o futuro. Noi non possiamo lamentarci di una pioggia, lamentarci di un problema, di una situazione. È perché è Dio che sta preparando la sua Chiesa, preparando ciascuno di noi. Noi non possiamo perdere la gioia. Salmo 16, 9 e 11. Perciò il cuore si... Salmo 19, próximo. Scusa, 16, 9 e 11. Perciò il mio cuore si rallegra. L'anima mia exulta, anche la mia carne dimorerà insicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia nel potere della morte, né permetterai che tu santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Gratitudine mi fa sorridere, gratitudine mi fa gioire, gratitudine mi fa una persona sicura, alla fede, alla certezza del Signore. Luca 1, 13, 30 dice: ma l'angelo le disse: non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. L'angelo disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso do Pai. Dopo Matteo 28, 5, 6 e 10, l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Ele non è qui perché è risuscitato. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. La gratitudine, che cosa io ascolto dall'angelo e del Signore? Non temete. Non temete perché una preghiera è stata esaudita e loro hanno avuto un figlio. Non temete perché il Salvatore è nel tuo grembo. Non temete perché quello che tu pensa che è qua in questa tomba già è risorto. Non temete, va a annunziare ai tuoi fratelli che Gesù vive. Non temete perché c'è qualcosa più grande che Dio sta preparando per te. Perciò io voglio vedere i miracoli di Dio, ma io só posso vedere il miracolo di Dio se sono perseverante nella gratitudine di sapere che il Signore che è con me. Le difficoltà di oggi non può abbandonarmi nella fede. Le difficoltà che ci sono oggi mi fa creare più radici, perché la gratitudine mi fa vedere Dio come Lui è. Io devo avere il cuore sempre grato. Qual è la battuta che io faccio ai bambini? Sorriso mostrando agli adulti, sorriso mostrando i denti. Perché il Signore è con te. Il Signore non ti abbandona mai. La esperienza di questo campeggio è storica. È storica. Quante difficoltà, quanti combattimenti, quanta vittoria. Alleluia. Eu penso che la Chiesa uscirà di qua oggi contagiata con tanta gioia. Sabato, tutta la Chiesa è invitata per un culto di celebrazione e ringraziamento. Amém, ragazzi? Non saranno i genitori a portare i figli, saranno i figli a portare i genitori. Ok? E faremo una grande festa qua. Nós vogliamo celebrare il Signore. Genitori, Pastore Sandro ha detto, non possiamo spegnere questo fuoco qua. Dipende adesso, non è solo della Chiesa. Dipende di voi, genitori. Quando loro sono rientrati a casa, já avete dato un abbraccio e una preghiera con loro?
Questa mattina già avete portato loro in chiesa con gioia e con allegria? E per sabato già state pianificando dei vostri sacrifici spirituali, sacrificio gradito a Dio di portare i vostri figli qua alle 5 di pomeriggio e venire a riprendere loro a mezzanotte o no? Perché loro deve stare celebrando al Signore qua. Genitori, adesso è con voi. Adesso è con voi. La Chiesa sta consegnando i vostri figli a voi per continuare questa storia. Non può dipendere solo di un campeggio. Adesso è a casa. È a casa che voi dovete celebrare il Signore con gioia. E chissà, cantando ogni giorno insieme ai vostri figli per fare questa grande festa. Amen, genitori? Amen. Genitori, figli adesso. Amen, genitori? Amen. Ah, amen, ragazzi? Amen. Amen. Finiamo con questa meditazione, Salmo 37, 3 e 5. Qual è la prima parola, Salmo 37? Confida nel e fa il abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore e dele apagherai i desideri del tuo cuore. In português apagar é cancellare, no? In italiano è diverso. E Lui manifestará i desideri del tuo cuore. Ripone la tua sorte nel Signore. E adesso viene questa frase, per non dimenticare mai. Confida in Lui e Lui agirà. Tu credi che Dio fa dei miracoli? Quanto è bella quella mattina, è stata quella mattina, no? Quando voi stavate raccontando qua, quella mattina, ma pomeriggio stavo ricordando di Atti, capitolo 2. E lo Spirito Santo scese e è venuto là e ha parlato con voi. E Atti 2 adesso continua in questa chiesa, con la persecuzione, con la conquista, con la vittoria. E la chiesa era dappertutto, predicando il Vangelo. E i miracoli noi vedremo con i propri occhi. Preghiamo. Nostro Padre, quanto è bello. Quanto è bello avere la fiducia in te, la sicurezza in te, perché tu sei il Dio dei miracoli. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi, è con noi, sta agendo, lavorando, trasformando. Siamo grati a te, oh Padre, perché questo campeggio è stato una storia nella vita di questa chiesa, ma soprattutto nella vita di ogni ragazzo, di ogni ragazza, nella vita di ogni famiglia. Questo campeggio, Padre, quanto è bello leggere i loro commenti, oh Padre, ascoltare anche i loro commenti. O quanto è stato prezioso. Loro non volevano ritornare a casa. Loro volevano continuare insieme a godere l'esperienza con te. Io ti ringrazio, Padre, per le persone che hanno lavorato con fatica, con tanto sforzo. Ma vale la pena, Padre. Come è valsa la pena vedere questi ragazzi trasformati nel nome di Gesù. Grazie, Padre, continua a benedire la tua Chiesa e questo gruppo di ragazzi alla tua gloria nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Noi staremo adesso celebrando la cena del Signore e ricordare questa cena e ricordare la ragione di tutto quello che abbiamo fatto questa settimana, perché Cristo Gesù è morto, è risorto e ha dato la vita per tutti noi. E staremo celebrando la cena del Signore. Quelli che devono venire a aiutarmi, per favore, venite qua. E noi staremo celebrando la cena come stiamo facendo negli ultimi mesi, ok? Perché in questo momento ancora stiamo avendo i vassoi qua davanti e dopo noi staremo, che voi potete venire qua a prendere il pane e il calice. Prendete il pane e il calice e insieme noi staremo celebrando questa cena. Così prendete il pane e il calice, ritornate al vostro posto e dopo staremo mangiando e bevendo insieme. Mentre ascoltiamo questo cantico, possiamo celebrare la cena del Signore in questo momento. Potete iniziare, potete venire. Vengo a te, proteggimi, proteggimi, coprimi con la tua mano, oh Dio. Coprimi con la tua mano, Dio, con la tua mano. Quando la tempesta arriverà, quando la
sia al di sopra di ogni avversità, sarò sicuro in te, Signore. Il mio cuore, il mio riposa solo in te. Confiderò nella potenza tua, nella potenza quando la tempesta arriverà, volerò camminando insieme a te, sia al di sopra di ogni avversità, sarò sicuro in te. Il mio cuore, riposa solo in te, riposa solo in te. Confiderò nella potenza tua, nella potenza. Cantiamo Chiesa, quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, sia al di sopra di ogni avversità, sarò sicuro in te. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, sia al di sopra di ogni avversità, sarò sicuro in te, Signore. Sarò sicuro, sarò sicuro in te, Signore. Sarò sicuro in te, Signore. Se c'è una cosa che mi piace nella Chiesa è quando finiscono degli elementi della cena. Significa che siamo stati molto più, come posso dirvi, vedere che Dio ha fatto delle cose più grandi. Così ho chiesto a qualche famiglia di condividere insieme il calice, ok? Ragazzi, venite qua, Clelia puoi dare a loro, dare la calice. Se è della stessa famiglia prendete solo un calice, ok? Ok, ma qua pensando di famiglie tutte diverse, non c'è, la tua e la Giulia solo, no? Ok, ma che possiamo celebrare la cena adesso, ok, grazie. Claudia, è arrivato uno qua per te. Ok. Ah. No, puoi stare. Da stessa famiglia solo. Ok, portami qui un altro. Penso che manca solo uno. Ok. Ok. Ok, poi ok, grazie. Pietro là. Ok, passo, risotto. Grazie, risotto, grazie. Questa è la Chiesa di Dio. Questa è la Chiesa di Dio. Jonas è senza il calice? Jonas è senza il calice, ok? No, già, ok, già sta risolto. Grazie. Questa è la Chiesa di Dio. Condividiamo pane, condividiamo calice. E questa è la Chiesa di Dio. E è prezioso vivere questa esperienza. Io sono molto felice. Come il pastore Sandro ha pianto, tra poco sarò io. Possiamo ringraziare a Dio adesso per questi elementi della cena? Possiamo prendere adesso il pane? Oh. E possiamo ricordare
possiamo ricordare il sacrificio di Cristo. Prendiamo pane e possiamo mangiare adesso e ricordare un corpo sulla croce, stato trafitto, morto, per darci la vita. Mangiamo. Grazie, Padre. Prezioso celebrare questo momento e ricordare un sacrificio, un corpo. Cristo Gesù sulla croce, morto, per noi, per darci la vita. Lì non era finito. Lì è iniziata la nostra nuova storia. Grazie. Nel nome di Gesù, amen, Signore. Prendiamo il calice. E ricordare il sangue di Cristo Gesù che ha versato per noi. Perché se c'è il sangue, c'è la purificazione di tutti i nostri peccati. E possiamo parlare con Dio e possiamo gioire con Dio questa mattina. Beviamo. Ti ringrazio, Padre, perché la purificazione dei nostri peccati c'è. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Momento di celebrare con le offerte, con le decime, consacrare la nostra vita al Signore. Mentre cantiamo un cantico, possiamo fare questo momento con gioia. Manuele, sei lì? Possiamo vedere il grafico dell'ultimo periodo? Non c'è Emanuele lì? Noi già siamo raggiunti a 21% questo mese, ok? Noi stiamo sempre facendo il resoconto della Chiesa. Grazie a Dio, la Chiesa sta fedele e manteniamo questa responsabilità. E che possiamo continuare a lodare il Signore con questa gioia. Cantiamo con il cantico? Con gioia e celebriamo e offriamo. Momento delle decime di offerta. Facciamo questo con gioia al Signore. Se chiamiamo Lui ci risponderà, se cerchiamo Lui si farà trovare, se noi lo innalziamo Lui ci innalzerà, tutti insieme noi diamo lode a Lui. Cantiamo con gioia! Cantiamo con gioia nostro Dio, cantiamo con gioia nostro Dio. Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore
Monique, prega per noi. Signore, ti ringrazio per questa settimana che tutti noi abbiamo passato. Padre, ti ringrazio soprattutto per il campeggio appena passato. Padre, ti prego per tutti quanti i giovani che vi hanno partecipato, Padre, che loro possono prendere tutto quello che hanno imparato, Padre, non lasciarlo lì al campeggio, ma portarlo sempre con loro stampato, Padre, nel loro cuore, Padre, che loro possano sentire lo Spirito Santo agire ogni giorno che loro si svegliano, Padre, che tu possa benedirli nelle loro case, nelle loro scuole, Padre. Ti chiedo che loro possano portare con sé, Padre, la decisione che loro hanno preso in questo campeggio, Padre. Ti ringrazio per questa nuova settimana che inizierà, Padre, che noi possiamo iniziarla con un passo giusto, Padre, con te. Padre, ti ringrazio per tutto quello che tu fai ogni giorno. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete accomodarvi? Stiamo finendo il nostro culto. Grazie a tutti voi che siete con noi oggi alla prima, seconda volta. Oggi avete visto un culto molto diverso, no? Molto speciale, di ringraziamento, ma sempre con la stessa gioia nel Signore. Ok, ci sono degli avvisi. Sabato alle ore 19, il culto qua con i giovani, con i genitori, con tutti insieme. Faremo un culto di celebrazione e ringraziamento al nostro Dio, ok? Sabato alle ore 19. Il 20 comincia il corso di teologia. C'è un telefono che suona. Ore 20 e ci sarà con noi il vescovo di Treviso, ok? Così sarà con noi il 20 di settembre, alle ore 20 il corso di teologia, e il vescovo di Treviso sarà anche qua con noi, già dato la conferma della sua presenza, e sarà molto bello la presenza della Chiesa, questo nuovo il corso di teologia che il pastore Sandro sta iniziando in questo periodo. Coro torna 20:30, venerdì alle 20:30, e già stiamo preparando per il Natale, così se tu vuoi cantare, stare presente, questo venerdì, esatto, se tu vai cantare e prepararsi per il coro per Natale, venite qua alle ore 20:30. Gli altri avvisi? Ci sono tante cose in macchina per scaricare qua, ok? Abbiamo bisogno degli uomini forti, ok? Ok? Va bene. E adesso finiamo il nostro culto. Io penso che dobbiamo cantare nuovamente quella musica. Venite qua davanti e finiamo questo culto con gioia e allegria, cantando e adorando il nostro Dio con i nostri ragazzi qua, con i vostri figli, e cantiamo questa musica con tanta allegria per quello che il Signore ha fatto in questo campeggio, ok? Finiamo questo culto. Dio vi benedica, grazie della vostra presenza e vivendo questa gioia. Tu che sei a casa possa vivere questa gioia con il nostro Signore. Una buona domenica. Io trovo la forza per non gettare la spugna perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo